Professor Rumiati, quali sono gli ultimi ricordi che ha prima di entrare in terapia intensiva? Dunque, prima di entrare in terapia intensiva, gli ultimi ricordi sono che c'era la mia dottoressa che è venuta a trovarmi a casa perché per l'appunto io avevo una febbre molto alta e allora lì si decise di chiamare l'ambulanza e poi quello che è successo in ambulanza, cioè dell'autista che mi ha chiesto se io lo riconoscevo e io gli ho detto che certo che sì e l'ho citato anche con il nome corretto e poi ho aggiunto anche che lo riconoscevo perché era il marito di una signora che lavorava nel Dipartimento di Psicologia Generale e quindi ecco questo è l'ultimo ricordo. Dopo io non mi ricordo nient'altro, cioè non mi ricordo per esempio dove l'ambulanza mi ha portato e quindi non mi ricordo assolutamente quando sono entrato in terapia intensiva, il percorso che ho fatto per entrare in terapia intensiva. Questo per me è proprio il buio totale, È calato il buio. assolutamente. E a quel punto era il 4 marzo, erano i primi pazienti Covid che vedevate, vi siete trovati davanti a questo paziente già gravissimo. Cosa è successo? La maggior parte dei pazienti, sostanzialmente oltre il 90%, quando vengono da noi sono pazienti che hanno un'insufficienza respiratoria grave, per cui valutiamo se è il caso di fare dei trattamenti non invasivi, cioè prima di arrivare all'intubazione tracheale. Abbiamo visto che la stragrande maggioranza dei pazienti poi alla fine, se non rispondono in tempi rapidi, richiedono l'intubazione tracheale. Per poterli intubare ovviamente li sediamo e li addormentiamo come si fa in sala operatoria prima di un intervento chirurgico e vengono intubati e poi vengono mantenuti sedati in ipnosi, addormentati, e deve essere una sedazione abbastanza profonda per tenerli ben adattati alla ventilazione meccanica per fare in modo che il polmone venga stressato il meno possibile. Avevate già capito, avevate gli elementi per capire che sarebbe stato un paziente, un caso particolarmente grave? Ma tutti quelli che vengono da noi, come dicevo, sono gravi, altrimenti non verrebbero da noi. Poi però ogni caso ha una storia a sé. Ci sono casi, ne abbiamo visti, ormai abbiamo un'esperienza di oltre 700 casi trattati da qua a Sant'Antonio, che ogni caso ha un andamento a sé. Ci sono stati alcuni casi che magari all'inizio non sembravano gravissimi e poi sono andati bene, magari anche in tempi relativamente rapidi. Poi ci sono stati casi che apparentemente non sembravano così complicati e poi magari nel tempo hanno avuto degli andamenti molto problematici, alcune volte anche andati a finire male, per cui insomma è difficile. Ci sono dei criteri che ci permettono di dire all'inizio qual è la gravità, che sono le condizioni cliniche all'ingresso, la gravità del danno polmonare, la presenza di altre patologie del paziente, l'età, la risposta alle terapie iniziali. Ci sono dei criteri, poi però alla fine dire come va a finire è un po' come un giallo, bisogna leggerlo tutto. Professore, lei è rimasto qui in azienda 4 mesi. Quali sono i primi ricordi che ha del suo ritorno alla vita? Beh, se lei dice il ritorno alla vita, l'andata con Selve, no, sì, appunto, sì, è un ritorno alla vita, però guardi, purtroppo io ero immobilizzato, cioè io non potevo muovermi, anche quando sono andato a Conselve, io ero un allettato, tant'è che a Conselve quando decidevano di mettermi sulla carrozzina dovevano utilizzare l'elevatore perché io non riuscivo a stare in piedi. La conquista che abbiamo fatto qua, qual è stata? È stata quella che l'ottimo Fisioterapista. sì, nostro nel senso di fisioterapia, è riuscito a mettermi seduto a letto, che è stata veramente una grande conquista perché cioè, ero incapace di far nulla, ero dipendente da tutto e da tutti ed è molto seccante questo. A
temuto? è molto, molto seccante, perché io non ho mai avuto bisogno di nessuno, ciao. Anzi ero in grado di fare molte cose da solo. Questo è. Quando si è risvegliato e ha capito dov'era, ha mai temuto di non poter tornare alla sua vita? No, perché io devo essere sincero, l'impressione di essermi svegliato da un sonno profondo, io non l'ho mai avuta, o comunque non ce l'ho, non ce l'ho. Ho l'impressione, la mia impressione attuale, forse anche allora, è quella di essere lì in ospedale, a letto, e che però non so, dormivo la notte, insomma, quando potevo. No, non ho mai avuto questa. Quindi lei non ha un vuoto No, di mesi, di giorni interi, non ha questo senso. no, assolutamente. Però anche dei bei ricordi, diceva, di questa esperienza, se così possibile. Beh, insomma, sì, devo essere sincero. No, anche perché adesso, al di là, vabbè, lui è qua, quindi non si può dire, ma questo è un reparto veramente di eccellenza, ma veramente di eccellenza, sia dal punto di vista professionale, ovviamente, perché mi vede che sono qua, va bene, però anche nei rapporti umani veramente è una cosa straordinaria, perché ci sono delle infermiere che sono splendide, delle persone splendide, e anche i medici. E poi le portavano il ghiacciolo, giusto? Mi racconta questa... Sì, perché non so, forse, insomma, io ho chiesto, adesso io non so a chi l'ho chiesto, non me lo ricordo, questo non me lo ricordo. Forse l'ho chiesto alla Michela, inizialmente, Sì, però non me lo ricordo. Comunque, mi portavano i ghiaccioli, perché avevo richiesto i ghiaccioli, e c'era un ragazzo che è venuto a salutarmi l'ultima notte di Capodanno, è venuto a salutarmi dicendo: ma lei non si ricorda di me? Dice: sono Francesco, quello che le portava i ghiaccioli. No, dico: Francesco, mi dispiace, non mi ricordo di lei, e non mi ricordo, però mi ricordo che mi portavano i ghiaccioli e anche mi dicevano dove li tenevano, perché c'era un frizzerino piccolo dove si tenevano i ghiaccioli. Quindi era diventato uno di casa, diciamo, se così si può dire. L'impressione era questa. Sì. L'impressione era questa qua. Lei poi è tornato a casa, è stato ricoverato qui a marzo ed è tornato a casa a novembre, finita anche... A novembre, sì, a novembre. Dopo 3 mesi, quasi 3 mesi passati a Conselve. E dove lì mi hanno messo in piedi. È stato lì che mi ha messo in piedi. Però inizialmente è stata dura, perché per l'appunto in piedi non ci stavo. Facevo fatica a stare seduto. Com'è la sua vita oggi? Dunque, è quella che mi posso permettere, quindi sono contento. È quella che mi posso permettere, date queste condizioni. Comunque spero, come dicevo prima, spero di poter abbandonare fra un po' il supporto tecnico che adesso, comunque finalmente non uso più la carrozzina e non la uso più da tanto. Ha mai momenti di sconforto o comunque No. la gioia di esserci è superiore? Ma sconforto per che cosa? Assolutamente no. No, come le dicevo, la mia seccatura che provo è quella di pensare ai 2 anni che il virus mi ha portato via, e quindi è questo che mi fa pensare a questi personaggi che non vogliono vaccinarsi, rischiando per l'appunto di perdere anche 2 anni. Se non peggio. Se non peggio. Ecco, cosa gli direbbe, forte della sua esperienza? Io, guardi, una volta, qualche mese fa, tornando a casa con la mia 4 ruote motrici, mi sono imbattuto su una manifestazione. Allora mi sono fermato, mi sono girato per dire: guardate che cosa succede. E l'ho detto anche. Purtroppo una persona mi ha guardato e ha indicato il medio, ok? E cosa vuole che si faccia così? Ahimè, questi personaggi sono sostenuti effettivamente dall'ignoranza. L'ignoranza è fondamentale.
Naturalmente è un'ignoranza che loro non riconoscono perché, siccome girano informazioni in internet, i social, eccetera, allora ritengono che non sia ignoranza perché molti ormai pensano come lui, Certo. o lui o lei, insomma. Lei ha già portato un suo libro al dottor Tiberio. Ma sì, perché gli avevo promesso. Come si intitola? Mi dica questo. Eh? Come si intitola questo libro? Dover decidere, sì. Lei, il dottor Tiberio, diceva che è un titolo molto importante per lei. No, per lui o loro non è importante. No, invece io lo trovo interessante perché lo trovo attinente al lavoro che si fa in terapia intensiva. Io che ho una posizione di responsabilità insieme ai miei collaboratori, tutti insieme, ogni giorno prendiamo decisioni. Quindi decidere è importante perché decidiamo sulla vita delle persone. Io credo che lui sia l'esempio più importante di quanta soddisfazione posso dare a questo lavoro, perché camminando tutti i nostri pazienti sul crinale tra la vita e la morte, riuscire a farli sopravvivere credo che non abbia una soddisfazione superiore. Un'ultima cosa, quando il professore era incosciente, lei immagino parlava con la moglie, cosa vi dicevate? Dottor Tiberio, cosa vi dicevate con la moglie? Con mia moglie? Sì, immagino. Ma questo lo io sa lui. sì, ci siamo sentiti, alcune volte sono state proprio delle telefonate perché dopo che è rientrato la seconda volta in terapia intensiva ci sono stati veramente dei momenti molto difficili, direi anche drammatici, e c'era la necessità di condividere con la famiglia il fatto che lui stava rischiando seriamente di non farcela, che comunque insomma da parte nostra c'è sempre stata la caparbietà di non lasciare nulla di intentato, di insistere, perché alla fine insomma gli sforzi molte volte portano a dei risultati, come è stato nel suo caso.